Ben ritrovati dalla redazione. I rapinatori sono entrati nella loro villa, li hanno imbavagliati, legati con delle fascette schiena contro schiena per poi rubare denaro contante, gioielli e un'importante collezione di orologi. Per il fondatore e presidente della Co-Impex Wojciech Kochman e la moglie Alenka Renar, tutti e due ultra settantenni, quella tra mercoledì e giovedì è stata una vera notte da incubo. Sul caso indaga la squadra mobile, ma la questura, pur confermando sia avvenuto un episodio criminoso, per ora non fornisce dettagli. È caduto da una scala, forse da una impalcatura da un'altezza di circa 3 metri, riportando traumi seri in diverse parti del corpo, traumi che hanno fatto scattare l'intervento dell'Eli Soccorso e il successivo trasferimento in ospedale in condizioni serie. Fin qui i pochi elementi certi di una vicenda che ha coinvolto a grado un operaio egiziano di 53 anni. Vicenda per molti aspetti ancora avvolta nel mistero e circondata da diversi punti interrogativi. Raid vandalico in via Rivalto a San Giacomo, Trieste. I residenti hanno segnalato danneggiamenti su almeno 5 automobili posteggiate regolarmente a margine della carreggiata. Sono stati distrutti gli specchietti sul lato del marciapiede. Nelle scorse settimane la stessa via era stata a teatro di un altro episodio, bande di ragazzini che lanciavano sassi contro le auto da una parte all'altra della strada. Dopo quel fatto i carabinieri, il cui comando è situato a pochi passi di distanza, avevano annunciato pattugliamenti più assidui nella zona. La Giunta Comunale di Trieste ha approvato il piano di intervento esecutivo per la ristrutturazione dei lidi numero 4, 5, 6 e 7, quelli più ammalorati dalle mareggiate dello scorso autunno e interdetti ai bagnanti. Da allora la tabella di marcia è serrata, il progetto da 2,17 milioni in fase di gara e i lavori verranno appaltati nelle prossime settimane. L'obiettivo dell'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi è partire con i primi cantieri già a dicembre e poi correre con le ruspe con l'impegno di riaprire i battenti anche degli ultimi topolini in tempo per la prossima stagione balneare. L'estate del 2025 segnerà dunque il definitivo ritorno alla normalità per il lungomare di Barcola. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo sereno, sul Tarvisiano possibili nubi basse o nebbie specie al mattino, marcate inversioni termiche con probabili gelate notturne sulla pianura e nei fondovalle. Temperature minime in pianura fra meno 1 e 2 gradi, sulla costa fra 5 e 8, massime fra 11 e 14 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.